essere portato invece alle Camere il disegno di legge per contrastare il fenomeno delle spose bambine. Guardate queste immagini, non sono fiction, sono realtà. A confermarlo è Taher Diafarazada, presidente dell'associazione Neda Day, che nei giorni scorsi ha ricevuto rassicurazioni in merito da Erika Stefani, neo ministro degli affari regionali e autonomie. Diafarizada, pordenonese iraniano che da oltre 30 anni vive in Italia, spiega appunto come il ministro abbia dato disponibilità anche a proporre di modificare il disegno di legge, aggiungendo anche l'ipotesi di introdurre il divieto del velo per bambine e ragazze al di sotto dei 18 anni. Taher è qui con noi in diretta, grazie di essere qui. Quindi un'ulteriore vittoria, no? Bene. Quantomeno pungoliamo e si arriva. Prima di tutto una vittoria friulana e una vittoria pordenonese e una vittoria italiana. Allora, prima di arrivare a parlare di un argomento così delicato, ci tengo di ripetere una serie di dati, perché ogni anno più di 2000 bambine vengono portate dall'Italia verso i paesi da cui provengono i loro genitori e danno un miglior offerente. A livello europeo sono 30.000. Noi inizialmente avevamo cominciato col Parlamento europeo, che alla fine è uscita con una risoluzione del 4 ottobre del 2017. Identico processo avevamo iniziato col Parlamento italiano, però purtroppo con tanti baci e abbracci alla fine il risultato è stato zero, fino a pochi giorni fa. Pochi giorni fa ho ricevuto una telefonata da parte del ministro Erika Stefani, che mi ha fatto un piacere immenso, perché è stata lei a preparare questo disegno di legge, è stata lei inizialmente a portare al Senato, tutti hanno accolto positivamente, però in pratica la cosa non è stata approvata. Però mi ha garantito che nell'arco di pochi giorni quelli del Ministero della Giustizia mi chiameranno e porteranno avanti questo disegno di legge che fa parte della civiltà del nostro paese, per cui non deve essere una cosa trasversale, non c'entra bianco, nero, rosso, giallo, verde. L'Italia ha bisogno di questa legge come ha bisogno intera comunità europea. Io con Taher farò una trasmissione nei prossimi giorni per entrare nel di dentro, perché anche in Italia accade questo. Quando determinate ragazze vengono con la scusa portate in Pakistan o in altre località e stranamente muoiono, vengono uccise dal babbo e dai fratelli perché hanno già promesso ad altri che questa qui deve essere sposata a lui. Oltre questo, Gigi, ci tengo a ripetere che sono totalmente d'accordo, perché la cosa è iniziata finché una maestra di una scuola elementare è venuta a trovarmi a raccontare un fatto realmente accaduto qui nella città di Pordenone, e noi ci siamo dati da fare, siamo andati avanti per 10 anni, il risultato dovrebbe arrivare. Però a questo disegno di legge noi aggiungeremo un altro articolo che è molto importante, che deve essere divieto assoluto per le bambine fino a 18 anni di portare il velo. Dopo 18 anni, se vogliono portare anche la coperta sulla loro testa, è un problema loro. Grazie Taher, ci vediamo nei prossimi giorni per registrare questa puntata, insomma, per parlare, per entrare di dentro poi di questi argomenti. Grazie ancora. Grazie mille, Gigi. Allora,